Rieccoci, adesso vediamo un altro approfondimento, parliamo del settore dell'edilizia, l'abbiamo fatto più volte anche con delle interviste recentissime a tu per entrare all'interno delle aziende ma del sistema delle aziende di ANCE, ovvero l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, in questo caso Padova, ma avremo uno spaccato anche sulla regione del Veneto e sui più giovani, che sono una categoria emergente molto importante di imprenditori, anche intraprendenti, con nuove idee, e vedremo che opportunità possono avere o i più anziani senior lasciano loro avere all'interno della crescita di queste aziende. Per parlarne, quindi sarà una nuova serie che noi abbiamo con questa puntata, poi ci interrompiamo per il periodo estivo, ma riprenderemo con l'autunno. Abbiamo il piacere di riavere qui con noi in studio, ed era un po' di tempo che ci mancava, la Presidente di ANCE Padova, insomma nuova Presidente perché insomma non è da tantissimo, giusto? Un anno, sono quasi vecchia, Elena. Monica Grosselle, però un anno vola, ora che si prendono le redini di tutto, c'è stata un'assemblea soltanto, quindi dai, tutto sommato. Con lei ci supporta invece Alessandro Gerotto, che ormai conoscete bene, questa volta investesi di imprenditore come sempre, perché dà il suo apporto di know-how e di conoscenze, ma di Presidente ANCE Veneto. Ben arrivato Presidente, ben ritrovato. Salve a tutti. E poi abbiamo il piacere di incontrare e conoscere Sofia Cardin, Presidente dei giovani di ANCE Padova. Salve. Ben arrivata anche a lei. Grazie. Allora, ANCE, parliamoci, tanti la confondono poi con ANCI, che non c'entra niente, che sono i comuni, si crea un po' di confusione, ma perché questa associazione è importante? E poi quando si alza la voce a livello nazionale, adesso più che non una volta, può avere il suo peso, visto che abbiamo parlato di PNRR più volte, visto che abbiamo parlato di direttive che ci condizioneranno e vi condizioneranno la vita da qua in avanti, visto che il settore immobiliare è strategico e lo vediamo tutti i giorni, in modo particolare a Padova, provincia, ma un po' in tutto il Veneto, per le grandi opere che si stanno realizzando, ristrutturazione dell'immobile, finito il 110, poi ne partirà qualcos'altro, insomma, ma l'ANCE cosa c'entra? Beh, ANCE c'entra molto di lei in tutto questo. ANCE intanto Associazione Nazionale Costruttori Edili, appunto è l'associazione del settore industriale che rappresenta proprio il mondo delle costruzioni. L'ANCE è strutturata a livello nazionale per poi scendere a livello regionale e provinciale. È un sistema? È un sistema fatto da persone, da aziende. Abbiamo 20 organismi regionali, l'organismo nazionale, 20 organismi regionali e 88 associazioni territoriali, proprio sul territorio, sulle province. E una cosa che ci tengo a dire, per dire quando lei diceva, Elena, quanto pesa ANCE, quanto può portare, se noi parliamo a livello centrale, per quanto riguarda i lavori pubblici, il MIT ha 3 soggetti qualificati e di cui si serve proprio per confrontarsi. E sono il MIT è il Ministero dei Lavori Pubblici, e abbiamo ANCI, che lei citava prima, che è l'Associazione dei Comuni, il sistema dei comuni, ANAC e ANCE, sono i 3 soggetti che sente, diciamo, proprio per parlare per quanto riguarda tutta la materia relativa ai lavori pubblici. Ecco, per fare un esempio a chi non è addetto ai lavori, perché poi magari chi c'è più addentro a livelli verticistici lo sa benissimo, si parla per esempio del ponte sullo Stretto di Messina, per andare fuori dal nostro territorio, si è parlato della Pedemontana Veneta, anziché nei sistemi infrastrutturali di altra portata. L'ANCE è presa in causa? Assolutamente sì, noi siamo proprio, come dicevo prima, interlocutore qualificato e preparato per interagire con la pubblica amministrazione sia a livello nazionale ma regionale. Alessandro si confronta con la regione, noi a livello provinciale, con provincia, comuni. Noi abbiamo al nostro interno una rete di professionisti e di personale competente nelle varie materie. Noi tocchiamo molto materie, non solo i lavori pubblici, ma l'urbanistica, il sindacale, il fiscale. Abbiamo persone che conoscono la materia e che quindi possono rapportarsi con i funzionari dall'altra parte, come la parte politica si raffronta e si confronta con la parte politica di chi governa, dal governo al Parlamento, ma appunto a livello regionale o a livello provinciale, comunale. Poi entriamo nello specifico a livello comunale, che è un comune abbastanza calda la situazione. Presidente, a livello regionale,
Che tipo di ruolo avete? Cosa riuscite a fare? Adesso parliamo in un periodo particolarmente piovoso, ci sono delle opere infrastrutturali che sono state realizzate, per fortuna in Veneto, ci sono altri in progettazione, ci sono dei finanziamenti che sono stati stanziati, altri che mancano. Parliamo di grandi opere e quindi voi cosa riuscite, che tipo di azioni riuscite ad organizzare? Allora, l'associazione regionale coordina tutte le varie provinciali e quindi un ruolo proprio di coordinamento tra tutti i presidenti e le varie strutture. In Veneto sono in arrivo all'incirca 9 miliardi di investimenti riguardanti il PNRR, che capite sono veramente una marea di lavori che stanno approdando e cambierà sicuramente la faccia del Veneto. Però va fatto rispettando i termini di costruzione, i tempi di costruzione. Abbiamo tante ditte, anche non solo venete, che stanno lavorando e quindi il monitoraggio dei vari procedimenti e delle tempistiche. Pensiamo per esempio alle tempistiche relative alla pista del bob e tutti i lavori di cortina. Ma sa, noi su questo c'era un bel incontro anche oggi pomeriggio a Belluno e c'è stata un'interessante assemblea anche venerdì scorso con dei colleghi dell'artigianato. C'è comunque un fermento, perché dopo il Vaia e dopo altre problematiche sulla zona soprattutto montana che ha portato al lavoro, adesso c'è una ristrutturazione sia dal punto di vista viario, delle infrastrutture e anche dal punto di vista delle infrastrutture relative al grande evento delle Olimpiadi. C'è stato molto chiacchiericcio attorno a queste strutture, ma ricordiamoci bene che nel 2026 tutte queste infrastrutture smuoveranno circa 1,5 miliardi di euro e quindi soldi che ancora una volta gioveranno a tutta la popolazione e a tutto il Veneto. Ma andranno al di là di dell'evento in sé per sé, perché poi ai cittadini interessa anche e soprattutto questo, o saranno finalizzate all'evento? Hanno puntato soprattutto alla sostenibilità, hanno puntato ovviamente le opere viarie ad avere un seguito anche oltre, per ospitare soprattutto i turisti anche dopo i 15 giorni, perché le Olimpiadi in 15 giorni ovviamente terminano il loro lavoro. Però le opere le stanno facendo bene, soprattutto quelle in galleria. Ci sono delle squadre toste che stanno lavorando, questo mi viene raccontato, e io sono sempre in comunicazione con le ditte del posto. Beh, perché poi galleria vi riguarda anche da vicino, no? Sì, sono tutte ditte ANCE quelle che stanno lavorando adesso per le Olimpiadi e sulle varie infrastrutture. Pensiamo dopo alle infrastrutture legate all'alta velocità, che andranno a collegare Venezia, per esempio, l'aeroporto di Venezia con Mestre. Pensiamo a tutte quelle opere che veramente daranno una nuova svolta a quello che è un Veneto che sta e che deve correre più forte di tutte le altre regioni. Questo è importante. Il Presidente Gerotto ha detto sono tutte ditte ANCE. Perché non potrebbero partecipare se non fossero iscritte? Qual è il valore in più che dà di fronte ai terzi l'essere parte di questo sistema? Beh, per precisione non è che le imprese non iscritte non possono partecipare alle gare pubbliche. Ovviamente per partecipare alle gare pubbliche si deve avere la certificazione SOA, che è quella certificazione appunto che ti permette di eseguire lavori pubblici sopra una determinata soglia. Diciamo che il valore aggiunto che offre ANCE, secondo me, è proprio far parte di un sistema che ha la possibilità di interfacciarsi con la pubblica amministrazione in maniera istituzionale, ma a far parte del sistema ANCE, noi diciamo sempre, è veramente, come diceva lei Elena, una sorta di giacca che si indossa e di cui dobbiamo esserne orgogliosi e saperla anche portare questa giacca, perché noi abbiamo dei valori che sono di lealtà, di trasparenza, di correttezza anche tra di noi, che ci teniamo, insomma, che gli associati, noi abbiamo, quando un'impresa si associa, ha comunque un sigla, insomma un protocollo, insomma di seguire un protocollo di cui rientrano anche appunto questi valori.
Far parte di ANCE significa essere sempre aggiornati sulle normative, noi spediamo settimanalmente. Quindi è una garanzia per i terzi, cioè dice questa azienda a cui commissiono un certo tipo di lavoro, un ente pubblico per esempio, visto che stiamo parlando di opere infrastrutturali, oppure anche un privato che vuole una realizzazione importante e significativa, è iscritta ad ANCE, mi dà una garanzia maggiore della serietà, perché sappiamo che le imprese nel settore costruzioni sono quelle che poi sono le più forti quando tutto va bene, ma anche le più fragili nei momenti di criticità, per cui le persone vogliono avere la certezza di che questa azienda sia solida, forte. Posso dire che conosco le imprese se non altro padovane, e posso assicurare che sono imprese solide, imprese con esperienza pregressa alle spalle, perché io dico sempre alle persone: quando dovete scegliere un'azienda e non sapete a chi rivolgervi, fatevi mostrare la storicità che ha questa impresa alle spalle, perché purtroppo nel nostro settore basta andare in Camera di Commercio, aprire una partita IVA e si può cominciare ad operare. Però abbiamo visto anche con gli incentivi negli ultimi anni cosa è successo, imprese improvvisate che poi veramente hanno fatto danni o nel peggior delle ipotesi sono scappate incassando magari gli anticipi contrattuali. Ecco, questo sicuramente, e mi sento tranquilla nel dirlo, da un'impresa associata nostra, l'impresa ANCE, non succederà. Oppure riuscite in qualche modo a controllare la situazione, questa è un'altra cosa importante, insomma, sì. Visto che è dentro un sistema, in cui ci si conosce un po' tutti, no? Anche Infatti. tra di noi. Si collabora, e anche questo è un altro valore aggiunto, il fatto di conoscere colleghi con i quali poi instauri un rapporto anche di collaborazione lavorativa oltre che associativa. E perché i giovani? E allora dopo sentiamo anche chi è Sofia Cardin, così facciamo conoscere, visto che non ci siamo avuto mai modo di confrontarsi, ma perché i giovani a questo punto? E quali sono i giovani di ANCE? Allora, perché i giovani, io sono entrata nell'associazione ANCE Padova in un momento nel quale si stava un po' perdendo il gruppo. Sono entrata e come... Che anno era? Quest'anno qua, iniziando, sono fresca di elezioni. E sono entrata in un momento nel quale appunto il gruppo doveva essere un po' ripreso e è stata subito mia premura cercare di trovare un po' ragazzi delle varie aziende per riformarlo. Perché i giovani? Perché penso, come ha detto Monica, che avere dei contatti nel territorio con aziende che lavorano in un certo modo, con una certa competenza, con un certo impegno sia fondamentale. Ma voi quindi siete giovani di seconda, terza generazione, sì, che avete preso in qualche modo, state per prendere i testimoni dell'azienda, o anche giovani che hanno costituito ex novo delle aziende? Principalmente giovani che appartengono a nuove generazioni. Sì, sì. È importante per noi imparare da chi ha più esperienza di noi, perché noi entriamo magari con formazione teorica a scuola. Esatto, studio alle spalle, eccetera. È importante poi imparare con mano, con l'esperienza, con il lavoro, come comportarci per il futuro. Cosa ne pensa lei, Presidente, che ormai ha diversi anni di categoria, e però non è un Presidente anziano, lei è giovane come imprenditore tutto sommato? No, io ho cominciato con l'esperienza dei giovani. E poi sono entrato nei consigli dei senior e poi mi si è aperta l'opportunità e la finestra per dove sono arrivato fino adesso. Io credo che il ricambio generazionale sia fondamentale se vuoi tenere viva questa associazione, questa nuova avventura, perché l'associazione ANCE dura da più di 75 anni e è come le casse edili nel dopoguerra, è nato un qualcosa da un'idea per andare a tutelare il lavoro edile che aveva delle stagionalità ben precise. Adesso il ruolo di ANCE è cambiato nel tempo e la possibilità che stiamo dando ai giovani, perché anche la Presidente nazionale sia senior che dei giovani ha dato veramente un impulso nuovo e una visibilità, questo possiamo dirlo, e rende attrattivo soprattutto questo ruolo di esclusivo, possiamo dirlo, che può dare una marcia in più a chi vuole veramente far vedere che cos'è la ditta edile, non tralasciando la parte della familiarità,
i valori a cui si è legati, però con una nuova verve, cioè con quella voglia di andare a spiegare e soprattutto di contare in questo mondo che ci rende ancora tutti davanti al bisogno di sentirsi parte, per esempio, di un'associazione oppure di un gruppo che vuole lavorare anche per fare del bene, per costruire bene e soprattutto per creare un futuro a quelli che saranno i nostri figli e di essere parte integrante anche durante la parte decisoria di determinati tipi di norme, sì. Perché quello che sta venendo avanti, soprattutto sulle tecnologie green e sulla ricostruzione in Italia di quello che è tutto il nostro comparto immobiliare, ha bisogno di coraggio. E questo coraggio i senior ne hanno meno rispetto ai giovani. Loro hanno più voglia di rischiare, di portare e probabilmente seguire quello che già fanno all'estero. Presidente Grosselle, ma ai più senior, insomma, diciamo così, ai genitori di questi giovani, viene voglia di lasciare più responsabilità, di lasciarli fare, nonostante tutto quello che si dica, dopo sentirò l'osservazione anche da parte della giovane, nei confronti dei giovani che non hanno voglia, che intraprendono altre strade, che non hanno più quell'entusiasmo, sì, voglia di osare, ma fino a un certo punto, secondo lei? Allora, io tra l'altro sono mamma di un ragazzo di 17 anni e quindi questa responsabilità sì, sento anche nei confronti di mio figlio, poi quando come genitori si vorrebbe sempre il meglio per i propri ragazzi. Il nostro lavoro è un lavoro duro, dobbiamo dircelo, nel senso che è un lavoro impegnativo, ma io dico chi fa questo lavoro lo fa con passione e non potrebbe fare diverso lavoro. Cioè io ho avuto tramandata questa passione da mio padre e mio padre ha avuto la lungimiranza quando ha lasciato l'azienda a noi di mettersi in disparte, anche se sempre con un occhio vigile e comunque presente, ma lasciare, si è messo un po' da parte per proprio dare a noi la possibilità. Azienda, scusi, che si occupa di? Noi facciamo infrastrutture, lavori stradali. Per i telespettatori che non conoscono, magari anche da fuori del territorio. Sì, sull'Alta Padovana, Fontaniva la sede, e proprio per darci la possibilità di tirare fuori il meglio di noi, ma anche per poter guardare con un occhio diverso, ecco l'apporto che possono dare i giovani. I giovani hanno come diceva prima Alessandro, hanno uno spirito diverso, magari a volte sono un po' meno ingessati. Noi adulti abbiamo a volte, siamo troppo riflessivi sulle cose, per cui fai fatica a volte a intraprendere strade nuove. I giovani hanno questa capacità. Il cambio generazionale però non è facile, infatti lo vediamo, dire questo. Lo sentiamo noi, ma adesso il cambio generazionale lo vediamo anche negli enti pubblici, no? Questa difficoltà a trovare giovani che guardino al nostro lavoro, al nostro settore, e questa è la sfida futura che abbiamo un po' tutti i settori, a maggior ragione il nostro, che come dicevo prima è anche un lavoro che non è così facile, è un lavoro che presuppone una conoscenza e anche una capacità, insomma, di mettersi a disposizione. Io quello che posso dire ai giovani e ai genitori di questi giovani: informatevi, perché noi abbiamo anche noi abbiamo bisogno di una moltitudine di soggetti nelle nostre aziende, abbiamo bisogno di maestranze, di collaboratori, quindi abbiamo le scuole edili a cui ci si può rivolgere per avere informazioni, poi abbiamo bisogno di tecnici, dei geometri nei cantieri, ingegneri, abbiamo bisogno anche di personale amministrativo. Cioè, sono tante figure, insomma, professionali che potrebbero trovare sviluppo e opportunità, ma che cos'è che non attira i suoi coetanei? Molto visto probabilmente... che comunque quanti anni ha? 24, 25, 26, quindi insomma giovanissimi. Secondo me penso che la cosa che attira meno, come ha detto Monica prima, è il fatto che non è un settore facile nel quale lavorare, soprattutto per le maestranze che vanno poi a lavorare in cantiere. Sarebbero gli operai. Gli operai. C'è quest'idea dell'edilizia che è un settore poco sicuro, che è un settore dopo affrontiamo il settore sicurezza, che è difficile nel quale lavorare, e io penso che come in tutti i settori negli anni ci sono stati moltissimi progressi dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista normativo,
quindi l'edilizia è cambiata tanto, come sono cambiati anche gli altri settori, e sarebbe importante per l'opinione pubblica generale far cambiare questa visione negativa che l'edilizia ha, perché secondo me l'edilizia è un settore molto interessante nel quale si producono, cioè si vede il risultato del proprio lavoro. E bisogna... Ha toccato un aspetto importante la Presidente Gelotto. Bisognerebbe perché per avere nuove leve, nuove figure professionali, un po' tutte le vostre aziende, magari non strettamente la sua, però ce ne sono tantissime nel settore che cercano maestranze, c'è poco da fare. Magari voi siete più fortunati individualmente, però tante altre invece hanno questa esigenza. L'opinione pubblica ha un'idea ancora legata al passato, comunque che sia un settore pericoloso, senza dubbio, perché la maggior parte degli incidenti, questi dati alla mano, INAIL ce l'abbiamo, uno tra i primi, oltre all'agricoltura, e poi comunque non qualificante, dai, stringi e così. Che messaggio, quindi, come fare il salto di immagine? Un po' come è successo tanti anni fa, per quando si parlava di cuochi, chef, adesso sono le figure stellate che ambite da tantissimi giovani, no? Quindi deve essere un po' la comunicazione che cambia questo, no? Sì, la nostra Presidente sull'ultima assemblea ha parlato ha proprio parlato di questo, di come ANCE si sta trasformando, sta investendo tanto per andare a trovare un nuovo ruolo per quanto riguarda la dinamica delle costruzioni, che però deve coinvolgere tutti quelli che fanno costruzioni, sia gli artigiani che altre categorie, e solo in questa maniera riusciremo ad elevare un qualcosa. Ci sono dei vostri concorrenti che fanno dei filmati su diverse lavorazioni anche all'interno dei cantieri, e io vedo che questo viene apprezzato sempre di più. Probabilmente ci vuole ancora qualche anno perché diventi ancora più attrattivo. Quello dove deve lavorare ANCE è su creare qualche sistema, il sistema del lavoro di qualità, e soprattutto le imprese devono essere qualificate quando si presentano Però voi potreste fare questa selezione di qualità. Noi stiamo cercando di andare a migliorare questo rapporto, perché chi partecipa agli appalti, chi ha la possibilità di entrare in cantiere, deve essere un'azienda che è formata e deve riuscire a dimostrare i lavori per esempio pregressi. Quello che ha detto prima la Presidente Grosselle è importante. Guardate che questa settimana va in firma il decreto sulla patente a crediti, che è un passo in avanti verso quella che è una regolarizzazione, anche se è arrivata purtroppo in velocità oppure in una situazione sciagurata, però è un qualcosa che porterà davanti tutti i subappaltatori, tutti quanti gli artigiani, chi non ha la SOA, a doversi regolarizzare, ma anche dal punto di vista della fiscalità, dal punto di vista del DURF, che è un documento che dovrà essere rilasciato e che è una cosa nuova. E finalmente arriva una sorta di regolamentazione che noi vorremmo che cambiasse in una sorta di qualifica generale per chi vuole fare veramente impresa. Bravo, adesso ho toccato un tema interessante, volevo accennare alla fine, invece lo agganciamo subito. Facciamo così: patente a crediti, si parla proprio in questi giorni, si dice che poi comunque potrà essere modificato in corso d'opera, sì, no, eccetera. Quello che mi incuriosisce, e viste le mail che ci avete inviato subito stamattina, incuriosisce anche voi telespettatori, è come la pensano gli addetti ai lavori, tra virgolette. Allora andiamo in pubblicità, poi torniamo e sentiamo che cosa ne pensa la Presidente Grosselle e la Presidente dei giovani a questo punto. Mi sembra lei favorevole, giusto? Io sono favorevole per tutti i cambiamenti che portano verso un miglioramento, soprattutto allora vediamo se qua c'è un miglioramento, dopo torniamo sul tema, tra poco.